Volevo ringraziare personalmente il sindaco e l'assessore Massimo De Angelis perché quando ebbi quest'idea di regalare lo spettacolo alla mia città, perché specificai da Castellammare non mi posso pigliare i soldi perché è come se pigliassi i soldi alla mamma, loro non ci pensarono un secondo sopra e dissero ok, dici cosa ti serve, palco, service, tutto il resto siamo a disposizione, grazie. Dopodiché vedo anche parecchi loro che scialano il gol, che come arrivano pochi freddi, a sciarpe, guarda la masciutà. Cioè, mi ascoltate fino a poco tempo fa il calore che faceva e ci stavamo lamentando di sto freschetto. Che sta succedendo con questo calore d'estate? Veramente non se ne può più. Ma addirittura anche il mese di settembre. 10 giorni fa, di fronte a me, hanno un pezzo di terra coltivato a patanietta a zappascia, direttamente di Pasarocca. Addirittura così una mattinetta pescati reali, si accettano con la mano durante il freddo. Ma il colmo è stato inutile entrare alla cucina, teneva la farina, l'olio, il salame, e non vi accettano cosa dire. Si era fullato su lui. Non c'è niente da fare, io quando mi esibisco dalle mie parti godo in modo particolare, perché posso farlo con la mia lingua originale. Per l'amor di Dio, io durante l'anno faccio il tournée a Milano, a Roma, a Bologna, una bellissima accoglienza, un risultato finale ancora più bello, ma quando uno si può esprimere con la propria lingua è un'altra cosa. Come faccio io a far capire a Milano, al milanese, che Reu Paruolo buttano? Attenzione, esiste anche in italiano, è il peperone imbottito, ma tra l'altro ne manca la traduzione letterale, perché avesse dice un peperone abbottonato, guarda su un milanese, tu piace c'è sta una camicia non c'è botto, allora perché lui lo chiama imbottonato? Boh, ti fa capire che non tu peperone, c'è mi serve i bossi, l'antipasto e macchero pure i profittano, e viene a chiusura che è scritto, e secondo me un peperone si chiama imbottonato, che dove ha tuato è felice. Come faccio io a Bologna a far capire al bolognese che noi per il dono della sintesi del riassunto tre parole a mocca a noi diventano una consonante allungata, dovrebbe essere lei, mocca a noi diventa una S allungata, essa essere essa. E la bolognese non pagare coppo qua, che da fare? Tra l'altro noi da un sacco di lingue straniere abbiamo ereditato un sacco di termini e li abbiamo fatti nostri. Noi ad esempio dal francese buffet abbiamo ereditato la parola a buffo. Perché per noi che è un buffet, compagni miei. Guagliù, non sapeva! Sta roba da fornire! Guardaci cosa, oramai sta gente si vi piatta a Pilano, non valete con compagnare, che cagare un piatto, buttonata con due piatti. O potersi guardi piatti, già perché sto facendo mangiare dal luto. Però quella roba a da fornire è toccata, è pavata. Allora vai andato vicino al tavolo, già, ma fai manco che offre che non sta all'angoppo, vai a calore, dici vicino che mi metti vuoi la roba bene, vuoi il marrò, te lo giuro una volta a un tavolo si dice tu che dici vicino con mangi, se no ma una via da fitta dei patate, ci prendo con mangi il buono, sta sotto di la misura. Però se è importante conoscere la propria lingua, è importante anche conoscere la lingua italiana, anche perché ultimamente a noi italiani, su tutti i giornali del mondo, ci hanno definito un popolo di ignoranti. Non so quanti analfabeti, ma si hanno studiati i paliti, la licenza elementare, la licenza media, i diplomi e la laurea. Tempo fa Luca Giurato in televisione dichiarò: io mi ho preso il diploma a 17 anni, e forse a 60 anni è scaduto, fratello mio, come funziona? E queste sono le persone famose, per non parlare di quelle normali con cui hai a che fare tutti i giorni. L'altra volta ci vicino a un amico mio, andò, hai messo l'ora legale? Dice un ettro un bozzo, su Rolex si è rubato. Mio cugino, 20 anni, diplomato in ragioneria, ancora oggi sostiene che San Francesco era famoso perché parlava agli uccelli, San Tommaso perché era diffidente e San Giuseppe perché faceva buonezza. Ma che sono paura? Addirittura lo si sostiene con l'ambasciata americana e quando in America uno dice una cosa in Italia chiamata tutta l'ambasciata. Ah, si può smettere la coppa là da concetto che all'asilo politico era la scuola materna e Berlusconi e Bertinotti.
Mia cugina sostiene che Giovanna d'Arco fu uccisa insieme al frate, si chiamava Pomigliano. Ma il colmo fino ad oggi, quando vicino a mio fratello, poi io sono preoccupato, sto avendo delle minacce enormi, coppo il cellulare, certo frate, ma allora accatto tu cellulare qua, così nessuno te lo può più. Mio cognato il pomeriggio pretende di fare ripetizione scolastica al figlioletto che sta alle scuole elementari. E là da volta parlando di storia, mio cognato c'è vicino figlio che nell'antica Roma il famoso ratto delle Sabine era una zoccola di rimedio, una coda di 30 centimetri. Mio cognato è convinto che fra le antiche città Sparta era l'unica pacifista, perché mentre le altre facevano la guerra fra di loro, gli abitanti di Sparta spartevano. Ma il colmo fu quando il figlio disse: papà, mi racconti la leggenda del cavallo di Troia? Certo, mio cognato intende di ho detto un tipo di cicciolina e cavallo a donna, hanno cacciato creatura a scuola, ma quello che dico io, ma quando qualche anno fa entrammo nella comunità europea, non dissero che dopo un po' avremmo tutti parlato inglese? E nemmeno la vigilia di Capodanno un amico mi sa accattare in un smoking perché a ballare. A sera un arriva fuori un locale e le detto no smoking, dice ma va non si lo sapeva prima e se non mi aga. Ma meno male che in Italia abbiamo chi vede e provvede. Da oggi in poi l'inglese è obbligatorio alle scuole elementari. Poi al limite l'italiano tu impara all'università, qui ce ne fotte. Ma c'è un domani è creatura a scuola, ehi boys! Che da amici ormai a ridosso ai netto. Cioè a me mi ha messo good morning molto. Da fosse un buon dì. E giù, a me la solita pelle per l'una orange. Rinda little rose. Ma fosse? Ah lo sai, little rose, è inglese, si trova. Attenzione! Fra poco alle scuole elementari sarà obbligatoria l'educazione stradale. Ci volete. Ma il giorno domani, maestri cini creatura, allora avete capito? Facci di stronzo, faccio avvisare. Si portato tutto il riciclo, senza un casco con caldo, con le rotte punta la coppa in merendino, a rotte punti da chiaro. Avanzammo a insegnare a guidare chi tiene la patente a 30 anni e ancora non si sa come se l'ha pigliata. No, voi insistete, ma vi spiego, mai aver vergogna di far partire l'applauso. Che poi chi la fianca a te che c'ha insistente del genere, capitava tu, ma la faccio vedere. La rete dice che su struzzo, ma t'ho preso, e così si diffonde a macchia d'olio. Ma se uno fa poco convinto e fa due volte che rimane che la fianca dice, stanno compresa, stasera, se può. Dicevo, pensavo a insegnare a guidare chi teneva da 30 anni. E me sul ragioniero palazzo mio all'ottavo piano, che ogni volta che stanno passaggio a livello e vede il segnale della croce Sant'Andrea, lascio stare e fa che male. Addirittura l'altra volta un mio amico stava su una strada di montagna col figlioletto a fianco, si è guidando, puzza sciù un triangolo con il cervello. Cioè tu figlio, papà che significa? Cioè tu padre figlio mio significa che su queste strade devi sempre fare attenzione, che sta sempre con il curruto da tua tangra, so? Basta che tu avvisi una volta, quando stanno spallando in mano a fare chi è più intelligente. Sta una sbattuta in manetti, però non l'ha capito, e fa niente. Fa fare casi intelligenti. Io questa scuola di oggi non la capisco più. Quando io stavo alle scuole superiori si rimandava e se non avevi studiato d'estate a settembre ti bocciava. Negli ultimi anni no, a scuola ti davano il debito. Forse per far abituare già, poi vuoi tu, alla vita a cui andavano incontro. Voi abituavamo a una vita di e da così non rimane un po' trovati impreparati. Tra l'altro c'era questo fatto non repete ancora la via, capito? Mio nipote a giugno mi ha detto a scuola per riguardo, a casa che niente, c'è ma che è successo? Ma che è successo? Ma tu c'è tra mamma! C'ho un debito a scuola, c'è ma me pensavo che ero guarda a parte che sta chi ne ripete e quando è ballo la mattina, sì? Ma attenzione, noi non solo veniamo definiti un popolo di ignoranti, ma stiamo risultando anche antipatici nel mondo.
che noi italiani teniamo pure un vizio di artigiani, o teniamo sto vizio. Vi ricordate, fino a qualche anno fa ci atteggiavamo che eravamo la quinta potenza industriale al mondo, la quinta. Dopo qualche anno passiamo al sesto posto, dopo un anno al settimo, dopo mezz'ora all'ottavo. Oggi non si sa più da qua classifica ci hanno messo, anche perché all'improvviso la Cirio è volata via, la Parmalat è volata via, l'Alitalia, che era l'unica che aveva voluto, sta affusando definitivamente. Neanche più nell'alta finanza si può investire. La nova va quando c'è il gruppo giornale che volevano tassare i bot, cioè tu voglio che stanno a Capodanno sull'Ashman, i bot si vanno a Cartacchio. Meno male, grazie a Dio, che in Italia c'è un modo sicuro per creare economia e lavoro, le grandi opere. Vi ricordate, fino a qualche anno fa viaggiavamo sulle autostrade a 2 corsie. Non viaggiavi comodissimo, ma comunque arrivavi. Un bel giorno superammo il casello e ci trovavamo da una pista di go-kart. Che cazzo è successo? Appena vicini ai chilometri, c'è un quartiere, stiamo costruendo la terza corsia, lavoriamo per voi. Grazie. Oramai sono 5-6 anni, amico mio, che viaggiamo, ho paura corsia. Allora facciamo a costruire. A terza, da un invecchio. Grazie per il consiglio. Lasciarete per l'ominazio, già tenemmo prima. Ma loro, per farci accettare tutto ciò in silenzio, cosa hanno detto? Lo stiamo facendo per i vostri figli. E quando metti le creature mie, tu sopporti questa cosa. Immagino un domani fra 100 anni, quando sei si pulito, morendo, e il tuo figlio vicino e fa papà. Papà, grazie che mi hai voluto bene, papà, grazie. E tu dirai, no papà, i primi moriti c'è città, il Zulu ti ha voluto bene a papà, io per te a papà, ci fatto la vita in merda papà, io per te per arrivare a Bologna, ci fatto che 16 ore a papà, io mi a fare il bagnato, la piazza giornata alla febbraio a papà. E lui dirà, papà, ma prima mi ha febbraio piaga l'altro, mica l'ha fatto per me. E allora tu dirai, ma allora per chi cazzo è non si lavora? Forse per i puto, chiama Magicino. E lui dirà, papà, Gigino, povero gli è rimasto bloccato a battimaglia, papà. E non parlare della mitica Napoli-Salerno che teniamo noi. La volta via l'autostrada, c'è la radio per le informazioni sul traffico, certo che là in da radio. Allora raccomandiamo agli automobilisti sulla Bologna-Firenze di fare prudenza per nebbia, sulla Napoli-Roma fare prudenza per lavoro in corso, e inoltre raccomandiamo agli automobilisti sulla Napoli-Salerno di si buttano per i pantofoli. Non diciamo che è una fetta rusci, tanto ci potete mettere ora, tanto ci passerà un tango per l'autostrada. Verso Ercolano trovai un ingorgo strano, non è mai successo. Se la scenda e tu dici a fianco a me che avevo finito, scusate sapete che è successo? Io si muove a te che lo sai, io sono uscito 30 anni fa da casa fuori la che la mamma, sacci manca si quando torno trova ancora la moglie. Meno male, grazie a Dio che hanno messo questo insegno in coppa all'autostrada che ti fanno capire come non devi guidare, ma lo vedi? Un morto su 3 per colpa dell'alcol, un morto su 3 per colpa di sonno, un morto su 3 per guida distratta. Oramai quando si provoca sempre, mentre stai guidando, dici vicino un magno a fianco a loro, un muori, o per l'alcol, la guida distratta, cioè su pezzi ci stanno più dopo l'autostrada. L'altra volta proviamo che sarà più bien, ha scelto un private che la cavata, ma certo voglio la camera, non frego di salone. Per non parlare poi di tutte le insegne che ci stanno davanti ai caselli della Napoli-Roma. La dovessi stare insegna tanto, prima capire l'autostrada, che l'altra volta per seguire più l'autostrada, 49 morti all'inizio dell'anno sulla Napoli-Roma. Non rischiare, grazie, ma va valido anche. Ma la scelta che prima o poi hanno la tua disperazione è quella che ti dà il consiglio. Se sei stanco fermati, non rischiare. Oramai la mattina la gente va a faticare in ufficio a visione è vero, diretto non è colpa mia, il suo certificato dell'autostrada, il c'hanno tante gente stamattina che viene a faticare,
Facciamo da fare 4 ore su un coppa alla piazza. Ma io volessi sapere chi è sto genio che mette iscritto, che mette un coppa all'insegno. Ma la sciutrata non l'avete vista? Proteggi i tuoi bambini, usa sempre la cintura e il seggiolino. Ci hanno arrivato troppo 30 anni. Ciao papà 30 anni fa, dicevo lo faccio per il tuo bene e mi arrivava la cintura alle diri. E quando andava a stare mi arrivava pure lo sciurinare da capo, come siete arrivati? Ma una cosa buona veramente è stata fatta, è stata data alla polizia stradale una Lamborghini, una macchina che fa 330 all'ora e sapete su quale autostrada? Giuro su Dio. Ah, salendo del cioccolato! Non sai che sono cicate che gli autovari non si riesce a fare la fotografia, qualcuno mi sa buscare e un'altra mi sa fotografare un paesaggio. Una volta ci viene 140 con passaggio di cioccolato, l'autovero invece di fare la fotografia c'è l'applauso, bravo, io come cazzo fa cosa? Ma magari i problemi fossero solo questi. Da qualche anno a questa parte ci siamo svegliati in un mondo globalizzato e ci siamo dovuti interessare di problemi a carattere internazionale. Il mercato cinese, amico mio, ci ha schiattato il cuore. Hanno detto che i cinesi sono stati scorretti, ci hanno fottuto con l'intelligenza. È tardi lamentarsi oggi. Erano anni che ci stavano avvisando con i telegiornali, con i giornali valutati. Voglio attenzione, i cinesi sono pericolosi. Voglio i cinesi stanno facendo una cosa di soldi. E noi, quando ci dicevo, manca paga. Ce ne fottemo proprio. Se ne vedevamo qualcuno per strada, lo sfottemo pure. Noi dicevamo che loro erano curiosi, che noi uomini in Italia erano il bello, no? Ma ricordate all'epoca quando si facevano i film di karate a Cina e i battute si spiegavano. Cioè no! Ma con chi lo chiamandolo quando chiamano con l'esce, l'orzata! E tutto quanto arriva, e oggi stiamo a chiagnare. Mi ci diciamo pure i figli. Signore, mio figlio è un genio, lo vedete, a 15 anni, già sa pittare bellina a memoria. Ah, signore, chi si fa parlare, si fa pure a leggere schifo pure. Il cinese in silenzio, senza atteggiarsi, a 5 anni diventava imperatore. Ci hanno fatto vedere pure in dei film. L'imperatore cinese si stavamo lì, apriva un balcone a 5 anni e 6 mesi miliardi di cristiani che aspettavano per salutare. La gente muore con la pighezza. Dopo un'ora e mezzo, 2 ore, la gente dice, vuoi a fare una zuppetta a vita? Ah, ma non va bene, sto aspettando la rete, vieni, vai a mangiare qualcosa. Io almeno l'imperatore chiudevo un balcone, o cinese va a casa, faceva un pacchiao e gli va a faticare. È tardi oggi piangere perché in Cina o cinese si appiccia tu l'accendino 5.000 euro e noi tra pochi in Italia ci appicciamo tu l'accendino a forma di cesso, che sei su comune, ci accattiamo un euro a mano cinese, è tardi. Per tornare competitivi sul mercato dobbiamo di nuovo far funzionare il cervello, l'intelligenza, che ultimamente l'hanno dedicato troppo istruzzato. Anche in politica, invece di vedere quello che stava succedendo, hanno pensato a sfottere i politici. Ma ricordate un paio d'anni fa stava uno che governava in Italia, ma a stagione per si mettere una bandana in capo, l'hanno sfottuto 5 mesi. Come avrete mai fotografia con il giornale? A bandana! Ma cosa mi sono mutanda ancora? Signori, la mutanda mi sono ancora! Non siamo grati, ma manca chiusi, parliamo sulle questi strunzati. Però, stasera non si fa satira politica anche per chi ha stancato, ce n'è troppa in giro. Ma almeno stasera vogliamo parlare dell'estetica dei 2 nostri politici principali. Pure che anche quello è importante, quando uno va all'estero ti rappresenta, no? Assieme a me Berlusconi, quello che mi fa paura è che ogni anno che passa diventa sempre più giovane. Come cazzo fa? Secondo me quando muore in danno a culo uno ciucciotto muore. Cioè, un trapiante di capelli sparato in capo, 4 lampe dove vuoi, una pelle di sciuma non credo, ma anche solo un po' che si dicono un bietta diventa più buono di Pamela Anderson, Ursio. Oggi abbiamo proprio una persona seria, tanto è vero l'anno passato quando c'è stato un confronto Berlusconi in televisione, ho detto io il truccatore non lo voglio, mi serve solo usarti. Ora chiaramente sta facendo questi guanci da zumba fuori. Ispira una fiducia quando lo vedo per televisione. Ci riprenderemo in breve. L'economia si risolverà. E vedi che già come Leopardi facevano i mogli di gamba rispetto a chi? O ma manco fanno lifting, si no c'è su scattillare tu, non l'hanno pigliato.
Grazie a Dio, almeno una cosa in questa Italia è rimasta che ci invidiano in tutto il mondo, ed è il Festival di Sanremo, che è capace di stare sempre al passo con i tempi, ma soprattutto di aggiornarsi con i cantanti. Papà quando stanno a letto dice no, i cantanti che si a Sanremo dice oh, Albano, Aznata, niente meno Milf, Fabio Concato, Gianni e Marcello, pure Gianni De Lei. Ma non poteva riferiscare i Bombay che stanno questo. E chi l'ha organizzato? L'Imbus! Ma gli ospiti stranieri insomma, sei Cleopatra! Ha vinto il festival Simone Cristini, una bella canzone, ti regalerò una rosa. Secondo me la pianta stessa in duce spuglio che non capo pulsione. Ah, come importa sti capiti? Ora mamma l'ha dato dovresti cantare una televisione, certo, ma sta ornella ma non a 60 anni che sta combinando. Ma non stanno qui i cantanti di tempo mio. Freddo e buon gusto, devi cambiare su un bottone, un resta tutta all'aria aperta. Certo, quello lì che ha messo appunto i puntini, girava i profili che avevano la cultura di luce. Pappalardo cantante, pappalardo. L'altra volta entrai in un negozio di dischi, ci ha messo, avete il CD, il meglio di Pappalardo? Risposi purtroppo no. E si fra quando esce? Ci sono appena fare lui canzone un po'. Battiato, Franco Battiato veramente è stato uno straordinario, ancora oggi stanno cercando lo traduce. Cantai una canzone, si chiamava La Cura, si capette sulissimo. Certo, una strofa faceva così: sorpasserò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Infatti, vedi che la cura non è saputo andare. Fa uguale, frate mio. Grazie a Dio è tornato Caparezza. Caparezza di chi che c'è certa richiama, ha ricordato che la canzone Fuori dal tunnel. Ha ricordato un motivetto che facevo quando cantava Sono fuori dal tunnel. Era grande. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Ma che le carichi? No, ma a me lo pare, te ne superstizione. E politica mi vuoi, non sta a salvare, non vuole andare cerchio. Non sta parlando sì, ma non ti va, se guarda che cerchio sta a scivolare la parecchia. Meno male che in alternativa alla musica abbiamo la televisione, è tornata l'isola dei famosi. Ah, stiamo aspettando tutti quanti, no? Io non ho niente contro l'isola dei famosi, però è un reality show poco credibile. Cioè praticamente voi mandate una decina di persone, una quindicina di persone, un coppa all'isola deserta, che si tuffano con i pantaloni rindallati, si addormano sotto un albero, quattro mosche coppa alla spalla, pigliano un cocco, fanno mi da una sciabola e la chiamate la scuola della sopravvivenza. L'isola della sopravvivenza. E che è l'isola della sopravvivenza? Ma mannata sta gente a schiuione la Pasquetta. 1200 persone coppano tra che tu porti Sandokan. Come ci ne esci ti arriva la prima pallona da faccia, si ne pure la voce bello, ma non puoi la capananza. E 9 la mattina fai colazione con 6 ore, fa troppo messo il cash, una capi morta e sotto scritto attenzione materiale esplosivo. A me si uno vai in coppa a spiaggia, rude di maccherone, rude di parmigiano, cattivi patani, ci manca un matrimonio, un bagnetto. E 2 euro pomeriggio stanno che tu che la cerbottana tutti nei paesi, lo ruga, pretta in dall'uoce. E là l'isola della sopravvivenza. E meno male che in alternativa ai reality show abbiamo le soap opere. A Napoli abbiamo un posto al sole, ne siamo tutti fieri. Che tempo fa ha festeggiato le prime 2000 puntate? Non l'ultimo, compagni miei, le prime 2000. Cioè, la gente sa, sarà la prima puntata è morta per la pizza con un aiuto a fornire. 6 mesi fa un nonno in amico mio è morto a 99 anni, ogni notte ci compare in due suona, dice voglio loro. Fammi un riassunto, io che ha fatto vicino da sta puntata, un terzo ancora che è la milanese. Anche quella è una soppopera poco credibile. Il portiere di un palazzo napoletano fidanzato con una milanese laureata. Immaginatesi durante il feste di Natale, il portiere va insieme alla fidanzata a Milano a trovare i genitori di lei. Immaginate se i genitori di lei sono quelle famiglie milanesi un po' all'antica, nobili, capuzzo sotto un naso, che già la parola portiere non trasa,
Quelle tavole tutte belle preparate con 3 forchette, 3, una per ogni pietanza, mentre da noi per praticità con una forchetta giriamo pure un caffè. Il cameriere che si avvicina al tavolo, mettono pochi vini in 2 bicchieri, il portiere ci fa provare, il portiere su un bicchiere di ciò, e si sapeva che una bottiglietta chiede una 50 litri a Napoli, qual era il problema? Quelle famiglie nobili convinte che mangiare tanto è caffone, anche durante le feste, e così inizia il cenone da vigilia. 2 tartine col cagliale con antipasta, 10 tortellini, si chiede un bis, te ne erano nate. A scegliere la gallina perché la coscia se la mangia il suocero che era un famone, una fettina di panettone e per concludere in bellezza 2 passate tombole prima si accucca. Signore miei, chi l'ha confronto del noi ora in novembre per il carnevale di Viareggio mi sa vita. E dovete credere su portiere del palazzo di mamma che per organizzare la vigilia di Natale psicologicamente va in ferie un mese di ottobre. Sai se che va a passa? Un mese di novembre si gli mesca allo scuro perché la lampadina mi sotto all'albero di Natale fuori il balcone. La immacolata in poi addirittura non la perché scalo perché non si chi sta che scende in capo tu. Per non ballare la dura che scende a guardiolo io nella vigilia. Papacelle, scelle baccalà, rucola, manessa maratata. Frutti marmi, dovete credere, l'ultima vigilia di San Pugnale non avete il coraggio di girarsi tutto. Bianco Natale la facette per il citofono, c'è tribuli in misa, tu facevi buon augurio, arrivederci. E meno male che parlando di feste di Natale le feste sono ancora lontane. Vi ricordate fino a qualche anno fa sotto Natale facevo i conti quanti soldi tenevo per comprare i regali ai parenti. Da qualche anno a questa parte sotto Natale facevo i conti quanti in rata tenevo a disposizione per che regali. Papà all'ultimo Natale non tenevo tempo a regalare direttamente in rata. 32 sì, 22 cainate e accattate chi la cavolite tanto sì sì, poi a fine mese mi fotte proprio chi la accattata. Tra l'altro in questa società del consumismo ti giustifica sempre, qualsiasi cosa diventa vecchia li aiuta subito. Gente che tiene la Fiat tu sa da giustificare, ma perché? Se no io la tengo per fare i fatti miei, che cazzo si? Ma perché te non Mercedes fai i fatti là, che si? Ma perché sa da giustificare? Per non parlare poi delle pubblicità, mi voglio pure accattare quello che dite in televisione, ma vado a decidere stesso una volta e per sempre qual è la verità. Valentino Rossi per anni mi ha detto che per il computer il contratto con Alice era il migliore, oggi se ne esce e dice no, no, Fasso è bella numero 1, il contratto che mi ha fatto firmare con Alice, no, io lo faccio, ma adesso non ce l'ha già fatto. Avete visto che la marchia patatine, pubblicità patatine ha fatto che lo slogan, un coppia manifesto, la patata tira. Allora zio, mia nipote 6 anni, nella macchina, mi seguitava, dice, zio guarda là, che significa la patata tira? Ho detto, ma non è mai dice, sta via. Ne 6 anni. Ci trova zio, devi sapere che da quando in Italia l'agricoltura è in crisi, la patata tira. Parole, se fu meccaniamo, non gli si pasticchi. Che c'aveva, dice, sta via, tu 3, 6 anni. Gli slogan sono quelli che a me fanno paura, perché gli slogan sono studiati da gente con un cervello così per entrare nella tua testa e ti fanno credere che se non compri quel prodotto si l'urdano gli slogan. Con il Dolby Surround tremeranno le tue pareti di casa, i tuoi vicini moriranno di invidia. La verità, la da notte si muore che come alle 3 di notte metti tu film col Dolby Surround, tutto condominio ce ne sta baciando, tu cominciamo in culo, si sa che era un terremoto. Come capite che il mio Dolby Surround, ho detto vicino alla porta con un crick in mano, lo andava, stamma facendo un crick surround da redaca. Lo stereo MP3 per le tue vacanze puoi metterci dentro fino a 15.000 canzoni. Ma già via 35 anni di ferie per sentire tu qua. E c'è tu un'ora a tabella, io già la faccio tu, io me la faccio. Questa tecnologia ci stanno in sala a tutto qua. La volta trovai un'amica per la via. Cioè tu lo sai, stamattina ho comprato un lettore DVD, c'ha 300 ore di memoria per registrare. Ci to vede? E che marca è? Cioè tu lo sai, non mi ricordo.
Ma perché è importante? No, l'importante è che il lettore deve 300 ore in memoria. Ma poi tu tieni una memoria in merda infinita, ci penso il lettore. Ma per quanto riguarda la tecnologia, la cosa più allucinante che hanno messo sul mercato è il sesso virtuale. Seguimi bene, amico mio. Tu compri un computer, lo accendi, colleghi un casco in testa e fai sesso vero e proprio. Come se fosse con una donna. Non mi chiedete chi lo vende, vi sono vari loro, la roba ce l'hai l'indirizzo. Non conviene, perché io tempo fa lo comprai, volevo provare. Di notte feci lo sbaglio di lasciare il computer acceso nello studio. Un casco virtuale, non ho potuto la cucina. Mamma la mattina la roba puzzi invertire i caschi. Papà c'è di coppo un casco virtuale no. Dopo un'ora e mezzo fermai i carabinieri, certo vuoi, state un banana un'ora e mezzo, fate fermato un russo, state passato lo stop, certo papà, brigati, arrestatemi fra un parere, non mi sto arrivando stamattina. Papà perdonami, che sa da fare per campare? Un applauso a papà, l'ha massacrato in tutti questi anni. Ma quale sesso virtuale? Ma smettiamolo con questi strunzati, anche il sesso virtuale. Ma che c'hanno a vendere più? Ma parliamo di sesso una volta e per sempre, anche se è un argomento delicato. E mi dispiace che stasera stanno parecchie creature che purtroppo già sanno tutte cose. Lì mi dice che non capisce qualcosa, la roba su fa spiegare a loro. Eh sì, perché noi italiani ci atteggiavamo pure sul sesso. Ma ricordate? Fino a qualche anno fa andavamo in giro per il mondo a dire che noi eravamo gli amanti latini. Se andavamo all'estero in vacanza e una femmina si prometteva di da lontano, dice bella, calmati un po', amante latino. Ma per chi si fra un mese esce una mezz'ora pure per te. Te chiami io. Amanti latini. Amiche mie hanno fatto la classifica giornata degli amanti focosi in tutto il mondo. Esce una coppa tutti i giorni. Siamo al 20° posto. Coppa a noi sta pure lo scozzese, che mini con che sono a Zambù. Chiaro? E voi donne non ridete. Non ridete. Perché volesse sapere come facevano, visto che hanno scritto la classifica, a sapere che noi italiani eravamo scesi al 20° posto come amanti? Si voi non me la cantavano? Ci hanno fatto fare una figura in merda a livello mondiale, vergognate. Non sta niente a fare l'applauso. La maggior parte che applaude sono donne perché danno pure ragazzini. Sì, hanno fatto sta figura in merda per la verità. Tra l'altro sia chiaro, non per giustificarlo, ma se noi italiani siamo scesi al 20° posto come amanti, buona parte della colpa è di voi donne. Vogliamo parlare dell'intimo? Avete mai visto quando una donna compra dell'intimo per lei? Ma no erotico. Certi perizomi leopardi che tu tieni paura di avvicinare, ciclissimo scippo, sana la faccia. La rete non si capisce se è l'estension in un capello, cazzo è che lo file che tu. Reggisena a balconcini che tu diciamo, forse sono scudati di venire pure a ringhiera, si vede cose. O sanno mandate i cassetti color carne. Non si vede ma c'è, color carne. Andavo con a fare una rapina a posto che la casetta della moglie, color carne ancora, arrivando a naso scuttino, l'impiegato dice trofeo e vai ruolo stamattina fa casetta ancora. Hanno mandato il color carne. Non sia mai amico mio, sei tu che chiedi a tua moglie o alla tua compagna, devo comprare un po' di intimo per... Ci penso io. Ti compro qualcosa di veramente... E me la davo mia moglie mi ha accattato un pari box e ci avete fatto la piccola, so, io ho preso tutta e il pigiama, se tutto va bene, da cattichille seta a rigore verde e dorato. Diciamo che di una certa eleganza, ma si mangia con qua cara chiesa, beh, ti mangia fessuta tutto. Oppure dato che anche a 40 o 50 anni ti consideri il suo cucciolone, tacca a tu pigiamo io sacchiotto. Ah, quando fregato Silvestro, poi... La girata si viene qualcuno a prima mattina a bussare a casa, ma è successo a me là da voi. Tu ti usciti all'improvviso, ti scordi che ti non diciamo che ho sacchiato culo, ti stava pantofoli che si veste, c'è tu una corsa una per la porta, era chi lì dal gas, c'è stanno certi buletti a papà, chiamami a papà, lievitana.
È anche vero che comunque noi uomini italiani non sappiamo corteggiare più, vogliamo tutto e subito, e buona parte della colpa è anche di questi film pornografici di adesso. Per l'amor di Dio, non voglio negarlo, negli anni '80 quando uscirono, quando ero guaglione pure io gli avrei a i film pornografici. Però non facete si faccia così che stanno parecchi voi e si vengono con me in casa. Mi dico una volta, mi dico tutti quanti faccio, mi lavo il giornale annanzi, grande un trasivo su il cinema che la gazzetta lo sport. Dicevo però, i film quando nascettero negli anni '80 avevano un minimo di trama, un minimo di storia. Cioè, avevano passato 7-8 minuti per vedere la prima mutanda. Si firma in moto in sala non c'è più la trama, la storia, c'è il pretesto, dura 30 secondi. Se mezzanotte in una campagna con una mano, sbucano, bussano a giro per chiedere aiuto, stanno apre la porta, stanno tre femmine con parisoma, stanno facendo la casetta, escono per un'ora e mezza in casa, 20 kg mancando, si uscina la rota e ti ritirano da casa qua. Tra l'altro voglio dire, dato che stasera vedo molti giovani, allora volevo parlare di un fenomeno attuale ma che esisteva pure quando ero guaglione, le discoteche. Le discoteche oggi sono cagnate. Quando ero guaglione, vi ricordate, tu pagavi all'entrata del locale, poi in discoteca potevi camminare dovunque. Oggi no, in dei locali stanno i privati, sono zone riservate. A Rimini, a Riccione d'estate, poi hanno trasi solo i giocatori di pallone. L'anno passato a Riccione per trasindare hanno privato, avete fatto 15 palleggi, non sono buttato fuori. Una volta entrate a me e a mio cognato, ci ho detto un tavolino in danangolo, quasi a dire un facile, perché ci devo spurno il locale. Tra 7 lui voglio, cioè tu guarda il tavolo calciatore del Milan, ciao? Poi cioè tu guarda il tavolo calciatore dell'Inter, ciao? Poi ho detto a me e a mio cognato, cioè, ma che ci fate qui? Con queste pance, i capelli brizzolati? Rispondete, oh, tavolo dei guardalini, che rego, cosa? Che poi i privati stanno anche dalle nostre parti nei locali. Ma si sentono certe frasi quando un cameriere porta un menù. La bottiglia di champagne in 300 euro. E quello massimo la città mercata vende a 45 e vattene a ballare lì per coppo, frate. Immaginate se con queste premesse un pazzo un domani volesse organizzare i privati dalle nostre parti come da qualche anno si organizzano nell'Italia del Nord, dove ai tavoli vicino agli uomini mettono sedute le ragazze immagine. Sono delle donne bellissime. L'uomo comincia a stare saltando mentre parla con loro e ordina champagne come se fosse acqua minerale. E femmina che faticano per il locale e fanno saltare ancora di più. A fine serata arriva un conto, 2000 euro. E vogliono salire e dice ragazzi, noi andiamo a dormire, è stato un piacere. L'uomo caccia la carta di credito, il cameriere la passa, ciara, e l'uomo si va a cuccare a casa. Da noi, due uomini, uno di fronte all'altro, Vittorio fumano uno vicino, noi andiamo a dormire, è stato un piacere. Cioè da noi due uomini, uno di fronte all'altro, c'è il riformano uno vicino a tavola, l'uomo è convinto che roppa la prima bottiglia di champagne, è questione di minuti, piglia la casa di guaglione, e come c'è un messaggio in codice con l'amico di fronte. Cioè no, senza perdere tempo, a te chi ti piace? La bionda apre, ma la bionda apre, uno becca una femmina a 30 anni, ma che me ne fotte pure senza capire, ma se a me impressa la suscito che sto scoppiando. Alla richiesta della seconda bottiglia di champagne da parte delle ragazze, dopo un attimo di smarrimento. Ma capito bu? Nata a bottiglia, e chi ti manca l'ultimo anno e sta a pammero a casa. Cambia il messaggio in codice con l'amico di fronte. Cioè no, quando ti in da sacca? Cioè, ci mi ha piano da bottiglia. Ascolta che solo che stamattina ha chiamato il direttore della banca e ti rimane mattina in lotto, venga a bacio cultura tu. Come ti vedi? Ti chiamano una capata a mocca. Anche se ne fosse come una volta in Davi, ti chiamano da bottiglia. Ora dice, rimane mattina faccio la rua capata a mocca. Però mi fa una cortesia, e io c'ho cameriere, ma che la porta che ha da tutto agghiacciata. Così soffriva una poca volta, si doveva due cambi, la rulla mi pigliava. Anche da noi finisce la serata, arrivo un conto, 600 euro, io voglio 6, ragazzi, noi andiamo a dormire, è stato un piacere. C'è una schifo. Posso mettere sul poco champagne in dare. Hai capito bu? 600 euro, noi andiamo a dormire, è stato un piacere. Io un dispiacere qua fosse nella vita, sono me. Ragazzi, ma che avete capito? Noi abbiamo scambiato due chiacchiere come dei buoni amici.
Ah, come te, buoni amici? Allora date che siamo 4 amici, cacciateci di 50 euro però per 2 bottiglie di champagne. Anzi, facciamo un'altra cosa, dato che oramai stiamo scendendo quasi a Parigi, no? Rimane a mattina là, tutte e due, venite a basso portone me. Come vedete il direttore alla banca ci ha vicino, ci ti piace, ci fanno pascare, ci daranno una capata a mucca però, e a scendere pace qui, buonanotte, lo dite a qua. Io a questo punto, onestamente, rispetto alle discoteche di oggi, rimpiango quelle feste meravigliose che facevamo in casa. Vi ricordate che ci organizzavano le nostre mamme quando eravamo piccoli? Il festa di compleanno, quando si scuola elementare, eri tu a chiamare l'amico di scuola e dicevi ciao, domani faccio la festa nel salottino, vuoi venire? O un bagno voleva rispondere no, ti schifo attivo compleanno. Ma non faceva a tempo perché la mamma ci parlava con me, la mamma diceva sì, vuole venire con piacere, pure io su Luana, anzi. Mamma una volta mi accompagnava a festa in Guaglione, si girava intorno in due salotti, cioè vicino a mamma, vedo che qui mio figlio sta tranquillo, poi vengo a pigliare rimane mattina in 9:30. Cioè, signor non ma da firmare l'affidamento, se no passa pure uno qua, si trova una creatura a casa. Ma ricordate queste feste che ci organizzavano in mamma nostra? Erano tristissime. C'è stava sul giradisco a forma di soppiro. Il disco non era importante, tanto era la puntina del giradisco, faceva la musica. Un tavolino in angolo un salotto con 30 panini dolci sopra, 30, di là così pezzini. Mezza fella di salame che scivava fuori, tu avevi un panino e si sulla mezza fella di salame fuori. E tu pensavi che cazzo la mangiare, stesso panino che l'ha da mezza fella di salame. Tagliato talmente sottile che tu gli dici, signor, come hanno fatto? La fucina mi capì, come hanno fatto a dare? Tra l'altro, attenzione, dovevano anche avanzare il giorno dopo a colazione, ma ricordate? Te ne toccavano 2 a testa e veniva controllato, Cioè, la padrona di casa vicino a tavolo con marito che tu vivi là, potessi fare che la tua da cena. Ma fa, ci avrei mangiato, te ci sta prima. Ma io fa, mi interessa, ma dico, quando vai a mamma di 9:30, e fa, ah, subito, ma fa. E da bene cosa compravano le nostre mamme per sparagnare? Ricordate? Mica la Coca-Cola, l'aranciata Fanta, la Lemon Soda, Peio Cola, aranciata Watts, limonata Fritz, che le cose che oggi trovo anche più in dedica. L'auto solo mi mettono nascosto sotto il banco. Io mamma dice oggi rimane già fa la festa l'uria, tu cacciate che la monezza che tieni sotto il banco. Ma ricordate che le bottiglie si muovevano sull'orlo, pure che si erano chiuse. E tu pensavi cazzo, erano i triti carbonici che la sta accadendo. Pare, si frigena la roba. Se sempre qualcuno quando abbiamo la bottiglia si aiutano tu, stiamo in la cazzo. Ma feste di merda che ci facevi di mamma nostra. Facciamo un applauso alle nostre mamme per queste feste che ci hanno fatto. E l'ultimo argomento, vorrei parlare di calcio, ma non inteso come sport, ma dal punto di vista dei tifosi. Ci sono alcuni tifosi, alcune squadre che sono diventati troppo violenti, non si può più avere una partita. Pensate, la volta si pullman in una squadra di tifosi che si hanno avere una trasferta, ma una bella buona coppa all'autostrada, certo, mi insegna obbligo di catene a bordo, certi vogliono ciao, ricordato tu? E avrei che tenermi in un pullman. I tifosi sono diventati più violenti perché sono cambiate anche le droghe. Quando eri un coglione si andava in trasferta, per l'amor di Dio, si usava la droga, ma al massimo era lo spinello. Non lo voglio pubblicizzare, non capite una cosa però lo spinello una volta che te l'hai rifumato, dopo rimaneva una ventina di minuti che la faccia i bottiglioni. Ma dopo 20 minuti farei tutte cose. Addirittura c'era l'erba, la marijuana, che traeva felicità per il ginseng rispetto ai droghi mo'. Ma poi quando uno si fumava l'evra ci ascena certe cose a poco. Una volta un amico romesse guidando in da macchina si fumava una canna di evra, a un certo punto per i carabinieri allontanano tutta la canna in due fino a sì. O maresciallo mi tenta la paletta andando, si formava, tenta la capa in due fino a sì, certo. Giovanotto, dite la verità, stavate fumando uno spinello? O come mio, guarda, certo maresciallo, è stato confondere, il è l'albero macic. Ma caso lo maresciallo ci vivevo fu, hanno piato fuoco i rama. Allora diceva al massimo era che la droga che si usava in trasferta quando ero guaglione. Oggi mai scudo il primo anno con Napoli a Maratona, la prima trasferta era a Verona. Partì anche io da Napoli e nel pullman che presi io da Napoli si ha detto un certo Peppe Cannuolo.
Aveva questo soprannome perché quando era piccolo la domenica a tavola, quando piangeva, la mamma rapeva quando i passi, piavo con nulla siciliano, ce lo aveva ricottato, ci metteva l'euro, ci picciava, io voglio si calmare. E ha trovato sto rimedio. Peppe Cannulo facendo i conti con la carta, fra andata partita e ritorno passavano perlomeno una ventina d'ore, si portò una borsa di ginnastica con 4,5 kg di erba marijuana dentro per uso personale. Lo chiarì i primi sagli in coppa pulmo, voglio non mi chiedete niente, se no bene però. Più a fianco si veniva da borsa con le bandiere e bengala. Verso Bologna la stradale a fianco ai autisti c'è seguito l'autogrill che avevamo a perquisire. Peppe Cannulo magicamente, senza che nessuno di noi se ne accorgesse, nel giro di 3 minuti ci vuotò tutti i bengala della polvere da sparo e gli nascose l'erba dentro. Li rinchiuse, tanto per che la stradale coppo pullman non trova niente di strano. Ma comunque si portò a Peppe Cannulo perché nei calzini teneva di 400 grammi reper come riserva personale, caso mai succedeva un imprevisto. Così che ripartimmo per Verona senza il signor Cannulo. Arrivammo allo stadio che era cominciato in quel momento la partita. Entrammo nella curva dei napoletani. Erano 3.000 in uno ed accendemmo il bengala con l'evrai senza sapere. E che succede? Io vero 5 minuti ogni azione che facevo Napoli faremo un gol e ce la facciamo 3.000. Dopo 20 minuti Napoli già perdevano a 0, la conferenza napolitana, vi vogliamo così, tutto! Io quando sono andato ma faccio stare piano per culo, che si cazzo. E sai, all'inizio dello secondo tempo, mi mettono una cattavallo sotto la curva di Napoli, curto, chiatto e chiericcio, 3.000, Diego! E tu voglio cazzare, cioè, mi chiamo Giuoco. Un tempo che arrivavo fumo, non bengalo, sotto una voglio solo la maglietta, lanciare la curva, cominciare a fumare insieme a noi. E se alla fine della partita chiama il papà, dice, voglio che stai facendo un apro? Dice, papà, che stiamo viaggiando e tu qua! Dice, papà, nemmeno che ora arriva a Verona, che la partita è quasi per noi. Perdemmo 3-1. Dopo un quarto d'ora i veronesi già si erano tutti quanti a casa loro e 9 a 6 siamo ancora 3 in coppa a curva a cantare. I migliori siamo noi! E 10 a 0 quest'ora Verona pigliava un megafono in mano disperato, dice ragazzi, abbiamo capito che siete migliori, ma il custode deve chiudere lo stadio, tornate a fare culo a casa vostra! Finalmente risalimmo nei pullman, quando la bella è buona, mentre l'autista stava avviando il pullman, l'imbecille assettato a mezzo a tutti, buon saluto, voglio, sono rimasti 4 bengala a picciare! Noi ora giriamo a Verona con un pullman a marcia indietro. E di viene coppa all'autostrada a Modena Nord ci fermiamo all'autogrill, giriamo a buffare la comunione. L'autista si pia 5 cornette, ainda avete detto parezzi, signore, ha fatto lo scontrino, ha fatto la bolletta, certo l'autista non me ne parla. Coppa 6 partite ci pensa a Salvatore all'ultimo minuto. Gente schiattata a naso e scaffale che allucavano buttati, come a sette, stavo tutto quanto, una volta. Addirittura uno faceva una cazzata a barrissima e tenendo meno, ma che la furchettina di plastica, come siamo a mangiare, che male tutto sta roba. Pensate, uscivamo a fila indiana, il cassiere aspettava per essere pagato, ognuno di noi vicini ci complimenti, veramente una bella festa, ci faremo l'anno proprio. Addirittura verso Firenze, un vecchio dopo, ma aspettate a fuoco pazzo che voleva tornare, che si era scusato di si farà la bomboniera per la portata. Ma il colmo fu quando passammo vicino a Roma, ci vicino all'autista, fatto un giro per Roma, come vedemmo il colossetto Puma, i che cambia in merda, e chi lo sa per la Reggia Casera. Yeah. È previsto anche il bis naturalmente, se no che spettacolo è, non si può manco chiamare spettacolo. Il bis è previsto anche se qua sopra questi faretti sto pigliando fuoco. Ma non fa niente. Abbiamo detto che oramai col caldo che è venuto siamo abituati a questo clima tropicale. Però si sono permessi di dire che per colpa del clima tropicale, ma soprattutto dei nuovi pesticidi, oggi gli insetti si sono leggermente rinforzati. Alla struzzatella, leggermente. E meno un mese fa, uno scarpone, appena uno scarpone fuori, il suo piega la bocca e mi buttare. Io non mi scordo che avevo la mezzo in da stanza, pigliavo il baio con uno spruzzare, e sai, a scendere, certo, grazie, ci voleva, l'ho pensato troppo. Il colmo è stato a Ferragosto per dormire tranquillo a pisciare con Zambino e ci dai in 2 ore a nottata se ne 50 zanzare a turno che la chitarra a mano pensava che era un falò. Sono usciti certi zanzare mo.
Ma lo stivano prima, le zanzare prima erano cristiane rispetto alle zanzare che teniamo oggi. L'altra volta andai in farmacia e c'è un farmacista, dottore, avete qualcosa per uccidere le zanzare? Mi ha detto un punto a ruolo, c'è chi so io, c'è la metà centro. Innanzitutto la zanzara che avevamo una volta, vi ricordate, quando stava per arrivare, aveva la decenza e l'educazione d'avvisare. Tu la sentiva lontana, chi la cominciava a fare? Grazie. No, è arrivato uno suggerimento, anche l'ha detto, la zanzara faceva io pensavo che la zanzara in auto facevi giustamente alla iniziando aperto in tuo finale, ti volevo bene, non fa una figura in me, la zanzara faceva allora tenemmo tu quanti stessi zanzara. Ok. Allora dicevo, tu la sentiva lontana, che faceva arrivato qua, fermava la mano, ci stiamo a sentire. Oggi non è cosa, sto incazzato. Passa di mano a punto. Tu diciamo, si passa un'altra volta, ti sciacca. Ci va a zanzara poi, oggi capito, non è cosa, ci vorremmo rimane. Oggi, che fai zanzara di mo? Esce da zanzara Black and Decker, anni pure per televisione. Poi attraverso il cazzo. Quindi, non mi lo troppo, non posso lo fungere. La zanzara vendicativa tiene una possibilità da cifra. La donna a zanzara vicino a uno ci dice pantofoli che sta, ma lo vedi, ci ti mannaggia. Dopo 3 giorni camminava per la casa, all'improvviso mi arrivano qua, c'è la rete di rimetta a girare, si va a zanzara 100 kg e pa pantofoli 3 giorni fanno per mettere giù. Ma c'è pure la zanzara infermiere. La dava troppo la puntura, mi ha detto poi spara troppo. Lo va, c'è sta cura, c'è cucina 10 minuti. Ho 10 minuti arrivai a zanzara analista con un foglio e mai, cioè tu chi non vuole essere oggi sballato. Gli dice, verità, vatti a curare perché fai schifo, se no non dovremmo appognare più. Addirittura quando stanno in comitiva ti pigliano pure per culo. La data si mette una puntura al tuo culo, metti a girare, se viene a 50 di zanzara con te che si sta. Ma la peggiore in assoluto, amico mio, la peggiore è la zanzara fedele. Che la che ha deciso che tu è solo tu, sei per tutta la vita solo. E vedi, la notte tu ne tre a casa, a guardare la porcetta, che sono stato? A te metti tu lì, ti fa tanto. Noi al governo abbiamo un uomo come Umberto Bossi. Pensate, uno che vuole fare la pulizia etnica e tenere in macchina sarsi coppi e cammise. Una cosa, indovinato, lo slogan elettorale. Noi della Lega ce l'abbiamo duro. Bellissimo. E dato il successo che ha avuto, pure Patama si è messo alle elezioni comunali. Ha fatto un manifesto che la faccia su in coppa e sotto ha scritto anche io ce l'ho duro. Uno voto ha avuto. Le mamma. Fui pure annullata perché in coppa a scheda si è scritto tempo bello in avò. Bossi che poi tempo fa fece una cosa bellissima, lo fece vedere anche in televisione. Andò alla sorgente del Po, riempì un'ampolla d'acqua, si facette tutto un po' in coppa a una varca, arrivò alla laguna di Venezia e gliela buttò dentro per purificarla. Bassolino, come vorrete su fatto ricetta? È troppo bella. L'ha già favorito. E aiuta bene Domizio. E salutata una damigiana racquai. La gente come lo vide disse Bassolino, che acqua ha scelto? Rispondette Bassolino, era indeciso fra che era il fiume Sarna e che era il Carigliano. Alla fine ha pigliato l'acqua roces. Era la stessa cosa. Ma Bossi non è l'unico arco di scienze della Lega, no, ci mancherebbe. C'è sta pure un senatore, si chiama Borghezio. Ogni tanto fa certe proposte di legge e capisce su lui. Meno male che nessuno lo caga. Come arriva una proposta in coppa tavola, chi è Borghezio? In due cessi. Non la voglio manco leggere. La più bella che pensò e che purtroppo ho letto tempo fa, forse sarà approvata, è quella di fare i segnali stradali in dialetto. Borghezio a Campacinda. Però ti stai rubando un mestiere. Sono chi che già fa ridere, no tu. Ma voi... Ma voi immaginate a Napoli, o segnale alla scuola e sotto scritto guagliò, la mano a patata. Quello del controsenso è sotto scritto che non putissi, ma si vuoi. E meno male che al governo abbiamo la Lega Nord,
che con i suoi progetti e i suoi programmi sta risolvendo i problemi del paese. Per quanto riguarda il problema degli stranieri, ha dichiarato: se vogliono guadagnare minimo 1,5 milioni al mese, devono quantomeno conoscere la lingua italiana. Bravi, sono d'accordo con voi. Allora dovete avere le palle e via Schumacher, che so 6 anni che porta la Ferrari guadagnando 700 miliardi e non sa una cacchia di parole in italiano e dove c'ha capisce. Prima lui e poi viene il resto. Schumacher, pensate, una volta, dopo un Gran Premio, fu intervistato dal giornalista della RAI, Enrico Variale, quello napoletano. Schumacher per la felicità voleva esclamare: evviva! Cioè ti faccio a Variale, chi ti è vivo? Variale spunetti, chi ti è morto? Io rumbetto il microfono in capo. E poi, cara Lega Nord, a questo punto non puoi negare che un marocchino è 10 volte più intelligente di Schumacher, perché non solo ha imparato l'italiano, ma anche il dialetto. Ma voi avete mai visto come sono belli ai semafori? L'altra volta si fermai in un Mercedes al semaforo. Una signora tutto ingioiellata, una 50ina d'anni. Un marocchino voleva lavorare, si diceva: signora, e basta, non se ne può più! Sempre soldi, sempre soldi, sempre soldi! Ci state mandando in mezzo a una strada! Un marocchino a guardare, piglia in euro, dice: pigliati un caffè che mi fai schifo. Sono straordinari, i semafori sono diventati il nostro incubo. Un napolitano è l'unico caso in cui usa il specchietto laterale quando sta fermo un russo, perché dovrei un marocchino a rusbo. Un marocchino non è strunzo, no. Si è fatta una mazza di 6 metri, che la spugna non sa tu, si mette a reto palo e fa: t'hai fatto, fra. La Lega Nord stanno facendo tutti questi problemi perché non vogliono smaltire la nostra immondizia. Hanno detto: che dobbiamo fare con la monnezza napoletana? Hanno fatto manifestazioni in piazza, proteste. Cara Lega Nord, forse avete la memoria corta. Vi vorrei ricordare che anni fa, con l'Unità d'Italia, vi siete presi parecchi tesori da Napoli e li avete portati al nord, elegantemente in silenzio. Quindi gradirei che altrettanto elegantemente e altrettanto in silenzio pigliatevi pure la monnezza. Tra l'altro va pavamma pure. Tra l'altro quelli che schifo di più, e credetemi, lo dico con tutto il cuore, sono quei napoletani che si trasferiscono al nord e dopo un po' rinnegano Napoli. Kill e schifo più la Lega Nord. Meno male che almeno a Napoli cose stanno migliorando, ma hanno risolto il problema della monnezza. Hanno avuto un'idea geniale, non me l'aspettavo. Hanno aumentato la tassa in coppa la monnezza. Geniale. Chi stanno pensando, fra poco la gente rimane senza renare, si va a pigliare una di sacchetti, mi sapi. Ma fra poco la gente, il signore faceva la furba, che la sacchetta mia, stanno mutando a giallo con un portuso. Da che proprio? L'unica città d'Italia dove quando esce il camion la monnezza viene scortata dalla polizia. Io cognate che il poliziotto la dava si mortificare e tornai a casa e dice: vicino alla moglie Carmela, ma tu hai capito che oggi ho dovuto fare la scorta una sacchetta? Cioè la moglie era vera perché Calderolo è sceso a Napoli. Questo è per ricambiare il complimento di quando Calderoli definì Napoli una fognatura indiscriminatamente, senza fare distinzioni. Allora uno si fa vicenda. Ma tra l'altro a me sta pure simpatico Cristiano, perché non c'ha la fame. Non è colpa sua. L'avete visto come animali al guinzaglio portano un maiale? L'ha dichiarato pure un po' più giornale. L'ha dato i giornalisti per lettere per la vita, insieme a un maiale. Certo, ma lei non ha vergogna a camminare con un animale del genere? Dice: non è tu maiale, vabbè, ma tutto sommato è simpatico. Che ci può fare? Si sta buono caga. La Lega non ne parlo perché proprio per un fatto di indole non mi vai a sparare in culo la Croce Rossa. Stanno parlando stesso loro. Tra l'altro non gioisco neanche di quello che è successo, perché sia chiaro, se siamo venuti a saperlo è perché è una bega fra di loro. Tanto è vero che stanno quasi apparati, hanno detto vicino al loro elettorato, successo niente. Beata a chi lo crede.
Certo non ci credevamo noi e neanche tante persone al nord, perché non ci hanno mai creduto che poi al nord è tutta Lega, non facciamo su sbaglio pure noi. Che per combattere i danni che ha fatto il mercato globalizzato a poco ha fatto un nuovo Granducato di Parma e Piacenza, ma poi cagnate pure i soprannomi, lo trovo, o piragna da chiamare chissà. La Lega purtroppo è nato i problemi, ho fatto i suoi, perché come tutti ben sapete il povero figlio di Umberto Bossi è stato vittima in un tranello. Cioè praticamente un napolitano, mentre il rumore vegliuto là ci mise i soldi alla Lega in due canzoni. Il problema è che poi quando hanno intervistato il figlio di Umberto Bossi ha detto vabbè, me ne vado dal partito e a questo punto continuerò a fare l'economista. Anche perché non tutti lo sanno, ma io mi ho laureato in economia aziendale in Albania, il paese di Albano. A chi lo punta hanno da fare pure il laurea di Roma, la Lega, e parecchi e loro sono tornati alla terza elementare. E io tempo fa, proprio per la giustizia sportiva, lessi questa lettera in radio e ahimè è ancora molto attuale, questo me ne dispiace. È chiaro che è rivolta a chi dovrebbe provvedere. Esimio dottor Tosel, giudice sportivo della Lega Calcio. Le scrivo questa lettera perché lei è uno di quelli che potrebbe aiutarmi, anche se il mio problema non si limita al mondo del calcio. Innanzitutto mi presento. Il mio nome è Vesuvio. Sono un vulcano che vive in Campania. Ho 25.000 anni e, come tutti ben sanno, riposo da oltre mezzo secolo. Da diversi decenni, non sempre, ma molto spesso, durante una partita di calcio sento invocare il mio nome ad alta voce. Urla che mi implorano di risvegliarmi, di compiere stragi, frasi del tipo Vesuvio pensaci tu o peggio ancora Vesuvio lavali col fuoco. Io ogni volta sono costretto a svegliarmi, col terrore che sia madre natura che in quel momento mi ordina di compiere una catastrofe. E invece puntualmente cosa scopro? Che sono gli ennesimi imbecilli che da anni invocano il mio nome. Ma chi dovrei uccidere secondo questi deficienti? Chi dovrei massacrare? La mia terra, il mio popolo, la mia gente e i miei figli. Premesso che essendo un vulcano mi interesso poco del mondo del calcio, non c'è bisogno di essere un esperto per sapere però ciò che ora sto per dirle. Nessuno, e sottolineo nessuno del mio popolo in uno stadio altrove si è mai permesso di invocare una nuova frana in Valtellina. Nessuno ha mai esposto uno striscione con su scritto Forza Tanaro, il fiume che anni fa straripando uccise numerose persone in Piemonte. Né tantomeno con dei cori ha invocato un nuovo terremoto in Friuli, terra a lei molto cara anche perché è nato a Udine, o un'altra alluvione a Firenze o in Liguria. Mi risulta al contrario che ogni qualvolta sia avvenuta una catastrofe del genere, il mio popolo è stato sempre pronto ad aiutare sia fisicamente che moralmente le persone colpite da queste tragedie. Quindi, dando a Cesare quel che è di Cesare, almeno venga riconosciuto che questo pessimo gusto, questa crudeltà d'animo, questo gravissimo squallore che si manifesta puntualmente in numerosi stadi, seppur attribuito ad alcuni, non a tutti, non è mai stato tipico della mia gente. Si tratta di sensibilità d'animo e quella non la si può acquistare al mercato. O ce l'hai o non ce l'hai e la puoi avere solo se hai provato realmente cos'è la sofferenza. Tra l'altro, se come sostengono in molti, questo razzismo becero e questa crudeltà d'animo riguarda solo alcuni imbecilli, a maggior ragione ci vorrebbe poco a non dargli più fiato. Basta semplicemente applicare il regolamento previsto. Molto probabilmente queste mie parole non le arriveranno mai, dottor Tosel, ma nutro ancora una flebile speranza che tutto ciò non accadrà più, altrimenti devo dedurre che lei non è idoneo a ricoprire il suo ruolo in merito alla giustizia sportiva. Distinti saluti, firmato il vulcano Vesuvio, che da anni riposa in pace, sognando che al popolo napoletano venga riconosciuta la propria dignità.